Allora, io inviterei adesso sul palco i primi due relatori che sono Etica Taruzza e Rosanna Marson. Doveva esserci Ligia Moretto come parte docente, però ha dovuto anticipare la sua partenza per il Brasile, quindi non è riuscita ad essere qui. Allora, devo dire ai relatori che io, da brava informatica, mi sono dotata di uno strumento di precisione per misurare il tempo, ispirandomi alla locandina di Fabio, mi sono dotata di questo strumento. Scherzo. Questo c'è scritto sulle istruzioni dai 4 ai 6 minuti, quindi una precisione bestiale per misurare il tempo. Quindi sarai tu che farai scendere la spada sopra le nostre teste. Non vi preoccupate. Allora, È già partito. no, non ti preoccupare. Il titolo dell'intervento si chiama I libri della Basso, un patrimonio in evoluzione. Perfetto. Allora, vi porto il saluto di Ligia Moretto, che ha dovuto ovviamente non essere qui, le hanno anticipato un volo e ha dovuto andarsene, e mi ha dato l'onore e anche l'onere all'ultimo momento di sostituirla, ovviamente indegnamente, e di dialogare quindi insieme alla collega Rosanna qui di come è diventata, diciamo, la BAS dal primo nucleo, dal primo germe, che ovviamente si può ricondurre alla Regia Scuola Superiore di Commercio, cioè il punto, diciamo, storico da cui noi arriviamo, insomma. Sono 150 anni, ci sono stati un sacco di festeggiamenti, dalla fondazione proprio di quello che è stato il nucleo dell'Università Ca' Foscari Venezia, insomma. Sorvoliamo velocemente perché nel video in cui c'era il nostro collega Gonella ha già elencato un po' qualcosa di quelli che sono stati i punti che hanno portato poi alla nascita della facoltà di chimica e quindi tutto, diciamo, al polo scientifico che ci sono, insomma. Vorrei solo leggervi una cosa molto bella relativa alla biblioteca, che comunque era già presente nella Regia Scuola Superiore di Commercio, già nel 1907, quindi diciamo una quarantina d'anni dopo la fondazione. C'erano già alcuni libri dedicati alle scienze fisiche e alle matematiche. C'erano circa 140 libri di un tipo, 80 per le matematiche, e c'è una frase molto bella di quello che era il direttore, che auspicava che questi libri venissero, diciamo, letti, venissero utilizzati sia dai docenti sia dagli studenti. E insomma parlava del servizio di prestito che doveva essere gestito, diceva, con le debite cautele ma senza restrizioni eccessive. E c'è una frase meravigliosa che adesso vi leggo, ed è questa: minor disgrazia perder di tratto in tratto un volume che far della biblioteca una cosa morta. Quindi lui metteva in conto la possibilità che potesse ogni tanto essere perso qualche volume, purché la biblioteca fosse un organismo vivo di scambio e di collezione di idee, eccetera. Questo non dà liceità a nessuno di noi di andare in biblioteca a rubare i libri, ovviamente, ok? Però insomma c'era già lo spirito, c'era già tutto lo spirito, insomma. Bene, andiamo avanti. E cosa è successo? Successo, guardate, vedete, c'è una sorta di freccia nel tempo in alto a sinistra, vedete? Siamo nel 1950, c'è lo sviluppo industriale del territorio, la chimica diventa importante per la nostra nazione, c'è il polo petrolchimico a Mestre, a Marghera, e diciamo da questa presenza nasce anche la necessità, appunto, come diceva il collega nel video di prima, di creare delle persone, dei topi da laboratorio, in qualche maniera le ha chiamate lui, e questo è successo effettivamente nel 69, dove viene istituita, oltre a quelle che c'erano già, la facoltà di chimica industriale. E quello che possiamo vedere qua è che questa slide ci ricorda appunto che c'erano due sedi, una era la Celestia e una a San Sebastiano, e poi, vabbè, come noi sappiamo, il tutto, fra un po' lo vedremo, si è trasferito in Santa Marta. E effettivamente eccola qua l'immagine vista dalla laguna, che è anche l'immagine migliore, che non è che fosse bellissima proprio Santa Marta, vista da qua ancora, insomma, non era male, insomma. E questa è diventata, diciamo, nel 71 la nuova sede della facoltà di chimica, insomma. Era un vecchio cotonificio che doveva essere dismesso, e sono stati dati circa 10.000 metri quadri, se non sbaglio, appunto alla realizzazione della facoltà, insomma, della facoltà di chimica, insomma. Ospitava essenzialmente i laboratori, insomma, e col passare degli anni i docenti del corso di laurea in chimica industriale, che è stato il primo a essere istituito,
iniziavano comunque già anche ad orientare, e poi vedremo perché, il loro interesse oltre che sulla chimica anche alle questioni ambientali, ovviamente, perché la chimica, si sa, può avere un impatto sull'ambiente, quindi già iniziavano a ragionare su quello che potesse essere l'impatto sull'ambiente, che poi fra un attimo vedremo porterà ad esempio alla nascita del corso di laurea in scienze ambientali. Insomma. Allora, com'era organizzata la facoltà a quei tempi? È molto divertente perché c'erano degli istituti monocattedra, vuol dire c'era il docente e quella era, diciamo, l'istituto. Cosa faceva il docente? Si comprava i suoi libri, se li stoccava nel suo armadio, più o meno, erano suoi e essenzialmente, come è stato detto prima, li poteva vedere quasi solo lui. A gentile concessione ogni tanto permetteva a qualcuno di poterli consultare, insomma, ecco. Poi nel 73 finalmente c'è, diciamo, la nascita di quella che era la biblioteca di facoltà. Allora, la biblioteca conteneva per ora solo testi didattici, erano quelli che potevano essere effettivamente consultati dagli studenti, mentre i libri, diciamo, per la ricerca erano ancora custoditi piuttosto gelosamente dentro le stanze dei docenti, insomma. Anche le riviste erano quelle che pagavano i docenti, cioè erano quelle appunto fatte da abbonamenti personali dei docenti. E mi ricordava Rosanna proprio, è questo il periodo in cui è stata assunta la prima bibliotecaria. La prima signorina con funzione di dattilografa, schedatrice, che è la nostra collega Luciana, qui presente. Ecco, che è un piacere avere qua, quindi. Si comincerà nel 74 a schedare, esatto, catalogare il materiale secondo codici internazionali. Adesso lo vediamo, perché infatti. prima la schedatura avveniva, ma avveniva a seconda un po' di sistemi nazionali, ma anche dell'ideologia del docente, che poteva inserire commenti, riassunti, come diceva Darwin, e quindi le schede erano molto personali. Okay. Sì. Allora, il primo grosso acquisto che è stato fatto, che ha dato un po' una svolta, sono stati i Chemical Abstract. Finalmente si può fare una ricerca bibliografica come Dio comanda, il che è da ridere se pensate a quello che facciamo oggi. Però bisognava andare lì, cercarsi la parolina, vedere tutti i riferimenti a che articoli corrispondevano e poi andare a caccia, come ricordava il direttore, dell'articolo, che il più delle volte non serviva a nulla, però leggendolo tu imparavi un sacco di cose. La caccia al tesoro era come il viaggio di ritorno di Ulisse a Itaca, no? In una poesia di Cavafis dice: guarda che l'importante non è Itaca, è tutto il viaggio che Itaca ti ha dato. E in questo caso questo era molto formativo, questa ricerca, insomma. Ecco, a questo punto appunto si arriva diciamo, a una catalogazione. Si comincia a fare la schedatura dei materiali secondo gli standard internazionali che vengono applicati in quegli anni. Le schede non erano ancora standardizzate, alcuni fondi avevano le schede in un formato più grande, poi invece verranno normalizzate e all'epoca tutte le ricerche venivano svolte consultando questi cataloghi e chi faceva ricerca o la tesi doveva tenersi uno schedarietto nel quale riproduceva le schede manualmente e le teneva per costruirsi la bibliografia. Una cosa da amanuensi proprio, sì, mentre nessuno se lo ricorda più, adesso la cronologia delle ricerche effettuate resta memorizzata, quindi è un lavoro che non si fa più. Quindi pensate da quanto, non sono secoli fa, è nel 74. Non sono secoli fa, siamo tutti vivi ancora. Esatto. Allora nell'89 evolviamo velocemente, nasce adesso il corso di laurea in scienze ambientali, con ovviamente le sue esigenze anche di patrimonio librario, eccetera, eccetera. Questo nasce come proprio esigenza ed evoluzione se vogliamo, del corso di laurea in chimica. Le problematiche ambientali erano già argomento, diciamo, di ricerca dei colleghi di quel tempo e adesso è matura la nascita di questo corso, che peraltro è il primo, se non ricordo, che c'è stato in Italia di questo tipo, e l'indirizzo era terrestre, mi pare, se ricordo bene. Ecco, depurazione delle acque, impatto, eccetera, eccetera. Benissimo. Facciamo un salto perché il tempo è tiranno e noi stiamo correndo 150 anni, 20 minuti, arriviamo al 1990. Cominciamo a utilizzare il computer per descrivere i materiali catalografici e creare accessi. Prima avevamo l'accesso autore, titolo, soggetto, adesso cominciamo a costruire un archivio che si potrà interrogare anche con parole chiavi, localizzazioni, eccetera. Non si vede il vantaggio di questo utilizzo dell'elaboratore, perché comunque la ricerca è locale, ci sono pochi computer a disposizione del pubblico e quindi
Nessuno riesce a Ta-da! capire. Questa era comunque ancora... La ricerca continua a essere laboriosa e tramite schedari che erano enormi, occupavano un sacco di spazio, sempre su carta. Però almeno c'era, diciamo, il riversamento delle notizie Però della scheda intanto da qualche cresce supporto l'archivio, fisso, esatto, cresce l'archivio. interrogabile. Però ancora, esatto, interrogabile fino a un certo punto Interrogabile, ma sempre in locale, quindi bisognava andare in biblioteca, prendere il computer se era libero, farci la propria ricerca. Ok. Ok. Vi faccio vedere, bellissimo, meno 10. Ok. Colpo di L'hanno scena. chiesto. Colpo di scena, voliamo nel 92 dove c'è, diciamo, la nascita del corso di laurea in informatica, ovviamente con ancora un grosso necessità di apporto di libri e quindi un arricchimento delle collezioni, insomma, di libri che si spalmano su argomenti ancora nuovi, diversi. È da far risalire a questo periodo, ad esempio, l'acquisto di l'accordo con grossi editori, sì, tipo la Springer, l'Elsevier, eccetera. Si sperimenta perché si teme molto l'acquisto delle risorse elettroniche, perché appunto si comincia a porsi il problema come le conserviamo, costano tanto, i lettori saranno, infatti le risorse elettroniche in questi anni significheranno CD-ROM, DVD, tutti strumenti che adesso non riusciamo più a leggere. Perché, esatto, cosa molto divertente, gli editori ti davano la rivista cartacea e ti offrivano in regalo quella elettronica, quindi c'era il tentativo finalmente insomma, di evolvere. Ad avere 400 riviste in formato cartaceo, tramite l'Association of Computer Machinery e le IEEE, cominceremo la sperimentazione e l'utilizzo delle risorse elettroniche online. Benissimo, voliamo ancora. Okay, dopo. Va bene, fra un attimo. Fra un attimo. Vedo che scalpiti, ma stiamo per arrivare. Allora, 7 anni dopo parte un altro corso di laurea, Scienze e Tecnologie Chimiche per la conservazione e di restauro, ancora necessità di altri libri, un nuovo campo di ricerca, relativa sezione libraria e insomma diciamo che incominciamo a crescere come patrimonio librario e quindi c'è il bisogno anche di classificarlo in maniera un po' più pregnante e efficace per poterli collocare, per poterli trovare, eccetera, eccetera, e c'è anche, diciamo, finalmente l'ingresso nel mondo di Internet. E qui ti ricedo la parola. Sì, ecco, qui c'è la grande rivoluzione perché utilizzando il formato MARC del programma che acquisteremo nel 2000, cominciamo la consultazione in remoto, quindi da questo momento in poi potremo consultare il posseduto di tutte le biblioteche del sistema. L'archivio dei nostri dati cresce perché verranno riversate tutte le schede cartacee costruite precedentemente in questo archivio, che poi sarà leggibile anche dall'esterno. Il nostro catalogo verrà riversato anche in quello della Library of Congress, quindi ci sarà lo scambio di dati, avverrà tramite questo formato che era compatibile con gli SBD. Quindi dal 74 a oggi c'è stata un riversamento di dati che ha funzionato. Non era detto che funziona, per fortuna è andata bene. Allora saltiamo 5 anni e adesso nasce la BAS, la Biblioteca di Area Scientifica, che comprende essenzialmente le collezioni di scienze e di informatica che ancora fisicamente però non sono assieme. Siamo ancora su due fronti fisici, diciamo, diversi, come vedremo. Staccate, come però si comincia a pianificare sia gli acquisti, la disposizione a scaffale classificata in modo che l'utente si muova in autonomia, abbia degli spazi propri. Viene istituito un consiglio di biblioteca formato da uno specialista per filone di ricerca che analizza non solo le richieste di acquisto ma anche le collezioni delle università vicine con le quali si instaura un rapporto di collaborazione in modo da ottimizzare gli acquisti. Evitazione duplicati, eccetera. Non siamo più nella fase in cui il docente si compra il libro. Il docente adesso, ad esempio, segnala e c'è un pool di persone che decide cosa conviene, cosa è bene comprare. Che valuta se l'acquisto è coerente con le ricerche, se è aggiornato, eccetera. Sì.
c'è la pianificazione della nuova biblioteca con anche uno scarico inventariale di una parte del cartaceo che ormai è obsoleta. Si comincia a pensare di ampliare gli spazi della biblioteca, di organizzarli in modo che vengano valorizzate le risorse elettroniche che però aumentano lentamente fino a questo momento. C'è in questo momento storico un grosso, diciamo, apporto economico dedicato all'incremento e alla gestione delle biblioteche da parte dell'Ateneo, e quindi tutto diventa da un certo punto di vista più facile perché ci sono più fondi, da un altro punto di vista più articolato perché bisogna gestire una mole di libri che è sempre più elevata, bisogna gestirli in comune con gli altri, renderli accessibili a tutti, e quindi entriamo appunto nel sistema bibliotecario dell'Ateneo. Sì, qui entriamo in quello nazionale, il sistema bibliotecario nazionale, quindi il nostro posseduto è visibile da tutte le biblioteche aderenti al sistema. Incrementiamo l'acquisto di libro elettronico e viene presa la decisione di acquistare ogni libro elettronico disponibile per i corsi, gli studenti, sia in formato cartaceo che elettronico. È consultabile il full text direttamente dal catalogo di Ateneo, c'è la cronologia di tutte le ricerche effettuate, siamo agevolati in quest'area perché le risorse, gli editori di tipo di area anglosassone pubblicano tantissimo in formato elettronico. Siamo limitati invece nel campo dell'editoria italiana perché abbiamo dei settori che dal punto di vista elettronico sono poco scoperti. coperti. Sì. Okay. E insomma questo volo d'uccello veloce che abbiamo fatto, dovremmo essere addirittura d'arrivo, immagino. Ok, buono, atterriamo adesso. Atterriamo dove? Finalmente al campus. Viene fatto il campus, per fortuna tutto è già stato, come spiegavi, preparato e pianificato per una gestione collettiva, globale e in un'unica zona fisica, quindi per unificare il tutto, e adesso siamo appunto arrivati ai giorni nostri, insomma. Questa è un'immagine, vedete. Si entra come in un libro nella biblioteca, quindi la nostra idea era quella che uno entra e trova subito quello che gli serve, sa orientarsi perché la classificazione divide lo scibile umano in varie aree disciplinari, i nostri utenti riconoscono quelle a cui sono interessati e noi siamo a disposizione per promuovere le risorse elettroniche perché queste risorse sono comodissime, sono accessibili da remoto. E infatti vediamo che l'idea è quella proprio a cui siamo arrivati, di poterlo gestire. Anche con il full text. Le riviste ormai sono tutte in formato elettronico, però l'elettronico ha poca visibilità e va promosso, incentivato, fatto conoscere con vari... Quindi il cartaceo serve anche per indicare quali sono... Per fare da richiamo, noi infatti allestiamo delle vetrine in caso di eventi in modo che le persone si rendano conto di quali sono gli argomenti trattati nel campus e quali sono le materie di studio. Quello che si vede in biblioteca è solo la punta dell'iceberg. Esatto. Allora pensavamo questa mattina a come provare a riassumere un po' questo cammino che è stato fatto dalla Biblioteca di Area Scientifica, e mi è venuta questa immagine, cioè ho pensato al libro come un figlio, in un qualche maniera. Adesso vi spiego perché. Peraltro Bass starebbe anche per Book as Son, che è molto simpatico. Perché figlio come un libro come un figlio? Perché i primi libri erano custoditi gelosamente dal docente che se li teneva vicini, eccetera, eccetera, come per i figli piccoli, che poi tu vorresti tenerteli sempre per te, perché io sono d'accordo un po' con quello che diceva Piero, c'è una sorta di affezione per i libri. Quando anch'io ho dovuto, diciamo, quelli che avevo nella stanza, metterli giustamente a disposizione, cioè è stato no, il mio bambino che se ne va, ma a un certo punto il figlio cresce e deve uscire, e deve andare ad incontrare il mondo, incontrare gli altri, confrontarsi col mondo, insomma. Sì, ho tanta fatica, direttore, ma molta fatica. Però ecco, è stato un po' così, e adesso questi libri sono pronti a incontrare il mondo, sono diventati adulti in qualche maniera, come veramente dei figli, con la lacrimuccia, però è giusto che sia così, insomma. Questo è un messaggio nostro e di Ligia, ve lo leggo: grazie a tutti coloro che nel tempo hanno contribuito a costruire questo patrimonio librario e migliorare questa struttura. Siamo atterrati ma pronti per ridecollare, insomma, e quindi l'avventura continua. Grazie a tutti voi.